È tempo di musica a Rimini in occasione della prima edizione di Music Inside Rimini. L'evento nasce da una serie di esperienze precedenti, si consolida in un nuovo concept dedicato a tutta l'industria musicale e si dedica anche al grande pubblico che partecipa ai live, agli spettacoli e alle performance scenografiche che allietano i locali della notte. 10 padiglioni allestiti all'interno di Rimini Fiera con ampio spazio ad aree di spettacolo, di live musicali, di workshop con interviste e coinvolgimento di grandi artisti del panorama musicale italiano. Dal 7 al 9 maggio il quartiere fieristico di Rimini si trasforma in un mondo artistico ricco di ritmo, di musica, di innovazioni, tecnologie di altissimo livello. Gli obiettivi sono diversi, prima di tutto quello di far conoscere la validità delle soluzioni proposte dalle aziende italiane e favorire l'esportazione in tutto il mondo, dare nuovo impulso ad un'industria che fa da leva per i rapporti sociali e le interazioni, che parte proprio dal cuore delle località impegnate nell'intrattenimento e nella vita notturna. Rimini è sicuramente al centro di queste attività ed in generale in Italia i luoghi della nightlife sono frequentati da circa 19 milioni di persone ogni anno. Performance live, miglioramento ed innovazione delle tecniche di spettacolo e di coinvolgimento non possono che giovare anche al turismo. Le attrezzature e le soluzioni per la realizzazione di eventi e di attività musicali pubbliche oggi raggiungono un fatturato annuo di circa 600 milioni di euro. L'intera industria del divertimento italiano si aggira sui 70 milioni di euro. Le aziende italiane continuano a mantenere una posizione importante nel panorama mondiale in fatto di produzione di impianti, strumenti ed attrezzature per spettacoli, nonostante l'influenza insistente delle produzioni cinesi. Il prodotto Made in Italy resta di massima qualità e mantiene alto il livello di esportazione e di riconoscibilità. Sicuramente tra le eccellenze italiane del settore si posizionano le soluzioni luminotecniche, soprattutto per gli altoparlanti ed anche per l'audio. L'industria per l'attrezzatura musicale occupa in Italia circa 40 imprese con il coinvolgimento di 1200 addetti ai lavori. Music Inside Rimini riunisce per la prima volta in un format innovativo tutto il mercato professionale per la musica e per lo spettacolo dal vivo, mette in luce le soluzioni innovative, tecnologiche ed interattive che possono fare la differenza in questo settore.